Stiamo per andare al passo Valparola. Dopo si va giù a Corvara, Si va su in salita, sto facendolo a piedi io dal passo Falsarigo. Guardate che meraviglia. Passo Falsarigo e adesso si va verso il passo Parola. Vi porterò dove c'è il museo della Grande Guerra. Abbiamo un pezzettino di salita da fare per arrivare proprio al passo. La gente parcheggia dove si trova, che così non spendono un soldo, però è tutto pieno. Io sono anche agevolato nella camminata, andando in bici, sento molto meno. Però non è che sia tanto ripida questa qui, Guardate che panorama, vedete? Guardate che panorama meraviglioso. Guardate che meraviglia. Guarda te. Guardate che panorama anche qui, stupendo, davvero unico. Sono due passi uno vicino all'altro. Il Valparola vedrete dei sassi veramente giganti, è unico. Siamo ancora più alti del Falsarigo. Siamo quasi a 2200 metri, qualcosa di meno. Guardate qua, guardate, panorama unico. Guardate, guardate che meraviglia.
quanta gente. Ma piano che si quasi arriva alla macchina, amore. Piano. Nostro affare. Non devi starmi dietro a me. Guardate. Che meraviglia. C'è la funivia. Andiamo avanti. Guardate che meraviglia qua. Stiamo arrivando al museo della Grande Guerra. Vedete? Che meraviglia, che cielo stupendo. Dai amore, che ormai la salita è quasi finita. Guardate, guardate che panorama incredibile che vi faccio vedere. Vedete un ciclista in bici in discesa? E qui comincia a vedersi i sassi. La salita è un po' più morbida adesso, soprattutto per mia moglie. Io non ho problemi. Cosa vuol dire fare tre cime Lavaredo, Passo Fedaia, passo San Pellegrino. Guardate un gruppo di moto che meraviglia. Guardate qua, che meraviglia. Vedete un ciclista, un appassionato. Se vai sul mio sito Renato Ziglio su YouTube si vede. Vedete un altro in discesa, lanciato. E adesso comincia a vedere i grandi massi, qua, del Valparola. Sono veramente mostruosi. Ne abbiamo già uno davanti. Vedete quanti ciclisti appassionati che vengono da Corvara su, Guardate sto masso gigante. Il Valparola è unico, Vedete?
È unico il Valparola, eh? Vedete che panorama unico. Guardate che meraviglia che vi faccio vedere, incredibile, eh? Un altro appassionato di bici che è passato. È molto bello ogni modo, qui. Vedete questi massi incredibili. Quanta gente. Stiamo arrivando al museo, della Grande Guerra. Guardate che panorama incredibile che vi faccio vedere, è incredibile. Guardate che massi di roccia. Ormai siamo arrivati quasi, Guardate che meraviglia che vi faccio vedere, guardate che meraviglia.
Siamo veramente vicini ormai al museo, manca poco. Vedete sempre questi sassi enormi. È unico come passo con questi sassi di roccia enormi. Vedete? Guardate che spettacolo, davvero unico, Il museo della Grande Guerra, Vedete? Incredibili. Stiamo arrivando al passo, Guardate che spettacolo, unico. Guardate anche da questa parte qui, che meraviglia. Vedete un ciclista, un appassionato in salita, che meraviglia, e delle moto che vengono su, e noi siamo quasi arrivati, Vedete un appassionato in bici fermo, anche se c'è la bici elettrica, sempre complimenti lo stesso. Questo si può fare, però anche lui può vedere queste bellezze. E siamo arrivati al passo Valparola, in tra i sassi, 2192 metri, quasi 2002, Guardate che panorama meraviglioso. Guardate quante moto, appassionati, e sto ciclista, anche lui appassionato, che è arrivato sopra con la bici elettrica, però l'ha fatto. Un po' di pedalare ci vuole anche con quella. Guardate sempre questi sassi enormi. È davvero una cosa unica, Il Valparola è veramente unico di questo genere. Stiamo arrivando al museo della Grande Guerra, Guardate, guardate che meraviglia. Vedete, il signore ha ripreso la sua pedalata assistita. In ogni modo lo farò io il passo Falsarico anche in bicicletta. In ogni modo non è un passo duro da fare, Lo farò da Caprile io, che la distanza è abbastanza buona, si aggira sui 20 km. Vedete questi massi? Guardate, guardate che scultura unica, guardate sti massi. Guardate, guardate che spettacolo unico. Bello, bello, dai. Davvero bellissimo. Stiamo arrivando al museo della Grande Guerra. Abbiamo fatto una bella camminata, un po' di salita. Adesso abbiamo trovato il falsopiano che ci porterà al museo della Grande Guerra.
davvero meravigliosa, eh? Passo Valparola, unico nel suo genere. Guardate che sto masso. Guardate che masso enorme anche qui, vedete? Guardate questo sasso incredibile. Guardate quanti... È una cosa unica, eh. Guardate quanti... Avete visto quanti sassi? Ecco. Qua abbiamo un parcheggio ampio. Vedete? E siamo a 2 passi ormai dal museo, della Grande Guerra. Guardate, guardate che meraviglia unica.
ed è un parcheggio ampio e poi c'è anche una bella camminata da fare. Chi vuole avventurarsi, qui si può. Vedete il museo? E qua c'è una veduta meravigliosa da vedere. Questo è il museo della Grande Guerra. E qui avete un panorama mozzafiato. Vedete? Museo. Guardate che meraviglia. Questo è l'unico passo che c'ha tutti quei sassi veramente di roccia giganteschi. Andiamo giù per di qua, stiamo attenti di non scivolare. Guardate che panorama anche qui. Bello, bello, dai. Bello, bello veramente. Vedete il museo da dietro? Andiamo su per queste scale qui. Ci giriamo attorno e poi lo faccio vedere da davanti. Uno spettacolo unico, da ammirare. Bello, bello, dai. È un bel ricordo che vi farò vedere su YouTube Renato Zilio, il mio sito. Vedete? Guardate qua, col museo. Stupendo. Ci sono varie camminate qui. Faccio vedere anche un attimo anche qui e poi ritorniamo al museo. Faccio vedere la parte davanti. Rifugio, vedete? Valparola, si va qua, c'è un rifugio. Fate una camminata e qui un luogo di preghiera. Vedete? Un luogo di preghiera meraviglioso. Bello, bello. Panorama unico qui, E qui avete un parcheggio a pagamento, Tutto il giorno, ve lo dico subito, 20 euro. E io non li ho dati 20 euro. Sono andato più avanti fino a che sono riuscito a parcheggiare. Perché è difficile, Insomma, bisognerebbe arrivare qui nella mattina presto.
Qui vedete cannone della Grande Guerra. Qua siamo all'ombra. Vedete la gente che è andata a visitare il museo. È bello, signori, il museo? È da vedere, sì. È da merita. Merita di vedere. Bello, bello, dai. Torniamo su per la scaletta, come siamo scesi. Fate vedere il lago. C'è scritto i morti. Guardate che meraviglia. Vedi com'è la... E qui siamo davanti del museo. Obejdziemy go sobie dookoła. Jędrek. E questa è l'entrata, vedete, del museo. L'ingresso a numero limitato, perciò potrà essere soggetto a restrizioni. Questa è l'entrata, vedete? L'entrata. Salve. E qui potete comprare il souvenir. Signora, quanto si paga per visitare? 10 euro. 20 euro? 10. 10, grazie. Venite in numerose perché merita, eh? Io l'ho già visto, è stupendo. Questa è l'entrata. 10 euro a pagamento. È una meraviglia, eh? Faccio vedere un attimo il davanti del museo, guardate che meraviglia, guardate che scultura. Questa è l'entrata, come che vi ho detto, è una cosa unica, merita. Facciamo questa camminata qui e poi chiudo la mia registrazione. Più di così non potevo farvi vedere. Qui un altro cannone, vedete, della Grande Guerra. Guardate, museo. Vedete? Merita veramente, eh. Passo Valparola, siamo sui 2000, ho detto 197, quasi 2002, eh. Sì. Guardate, guardate, è unico, eh. Con tutte queste gabbie qui, vedete, di massi, di roccia, spettacolari, vedete? Guardate, guardate che meraviglia.
Avete anche tanti sentieri qui da camminare, che merita. Bello bello dai. Qui è un parcheggio libero, chi riesce a parcheggiare è fortunato. Una meraviglia unica, eh? E chiudo con questo simbolo del Valparola, Eccolo qua, dai. Chiudo, che è veramente spettacolare.